Maddalena, lo so che non ti interesso, ma io vado a fare il militare e sarò un eroe, un ufficiale del Regio Esercito Italiano, uno che giura fedeltà al re. Si spalanca di botto una finestra e la signorina Maddalena Petter le urla: Sandro Tandura, non è vero che non mi interessi? Cosa? Hai capito benissimo? O devo venire giù a dirtelo? No, che credo! No, Gnancabona! No, non che credo, Gnancabona! E dalla timidezza si nasconde dentro la trattoria. Lei, occhi neri, chiude violentemente la finestra, scende le scale di corsa, saltando i gradini 4 alla volta, spalanca la porta della trattoria, entra con quella fiumana di capelli neri scarmigliati e con le tette che saltellano, va davanti al piccolo Alessandro, che superava in altezza di almeno 5 centimetri, gli stampa un naso, gli stampa un bacio tra naso e labbra e lui, come beccato da un'ape, scappa. E guarda che adesso mi devi sposare! Intesi, eroe? Tutti i clienti della trattoria rimasero muti. E lei, con una faccia tosta inconcepibile per quei tempi: mi sono fidanzata con Alessandro Tandura. A quel punto, come un lampo, arriva la madre, la signora Maria, e pam! Le stampa uno schiaffo a man rovescio di quelli da ricordare per sempre, ma non una lacrima uscì dai begli occhi neri di Maddalena. Intanto Sandro era arrivato a casa e tutto eccitato annuncia: Maddalena Petterle è mia amorosa. E quando torno da militare la sposo. Quella scena intanto aveva fatto immediatamente il giro del paese e le signore, soprattutto quelle che, sebben felicemente sposate, avevano relazioni con gli ufficiali austriaci, furono le prime a criticare, a gridare allo scandalo. Maddalena, è troppo un buon partito perché il boia ne fa niente del Tandura. Maddalena era un'avvenente signorina, classe 1895. Era figlia di Andrea Petterle, un oste, un possidente, che avendo molta considerazione di sé aveva per lei ambizioni più grandi. Sul fidanzamento tacque, per manifesta superiorità. Non tacque invece la madre, Maria Spagnol, che anzi lo prese come un affronto personale. Quel piccolo ragazzotto è capace di rendermi nonna. Insomma, io non sono pronta, ecco, sono ancora troppo giovane e piacente. Intanto arriva il giorno che Sandro si arruola volontario e con l'entrata in guerra dell'Italia, il 25 maggio 1915, viene spedito nel primo reggimento Fanteria Re. Passano pochi mesi e il 1 luglio, in un combattimento sul Podgora, viene ferito gravemente all'avambraccio sinistro ed è rimandato a casa.